Saluto e ringrazio il sindaco Mario Conte, insieme al prefetto Sua Eccellenza Angelo Sidotti, che non l'ho ancora visto ma credo ci sia, scusate, e tutte le autorità presenti qui in sala. Saluto il Ministro di Giustizia Carlo Nordio, nostro illustre concittadino a cui diamo il benvenuto a questo nostro incontro. Un cenno di particolare gratitudine a tutte le colleghe, i colleghi e dirigenti di Confartigianato presenti in sala. Ci attendiamo un rilevante impulso alla crescita dagli interventi di norma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Pubblica Amministrazione, Fisco e Giustizia. In particolare la riforma della giustizia è assolutamente urgente e indispensabile. Proprio dalla riforma della giustizia civile e tributaria, come illustrerà poi nei particolari il Presidente Roberto Boschetto, noi imprenditori ci attendiamo in particolare interventi che portino ad una riduzione almeno del 40% della durata dei processi civili. Non va dimenticato che l'efficienza della giustizia civile influisce non solo sulle imprese italiane, ma anche sui programmi di investimenti di aziende straniere. È un elemento di attrattività importante. Guardate. Ritengo però necessario sottolineare che una maggiore efficienza è necessaria ma non sufficiente. Serve anche un contesto di regole e norme semplici e chiare che riducono la necessità di ricorrere alla giustizia. E porto un esempio lampante. Sta nelle cronache di questi giorni il tema di Superbonus. Una norma complicata, modificata in un anno e mezzo più di 200 volte. Da qui ai prossimi anni sicuramente esploderà un contenzioso penale, civile e tributario. Bene quindi velocizzare la giustizia, ma non si dimentichi di lavorare anche per ridurre la necessità di ricorrere ad essa. Grazie e buon lavoro.